Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, 99 vittime negli ospedali della Marca, task force nelle case di riposo dopo il via libera della Regione con il nuovo piano sanitario pubblico. Settimana decisiva per la lotta al contagio, previsti test a casa per i malati e una patente per i guariti. In arrivo dopo il 3 aprile una nuova ordinanza con restrizioni sui mercati. Multe a chi passeggia entro 200 metri dalla propria abitazione sono impugnabili, secondo il presidente Zaia, che annuncia una lettera di chiarimento ai prefetti. A Treviso 450.000 euro dei 400 milioni denunciati dal governo, ma il sindaco Conte puntualizza troppi vincoli, il primo cittadino non li possono usare come meglio ritengono. Con l'emergenza coronavirus la comunità musulmana nella Marca che non riesce più a rimpatriare le salme delle persone scomparse, l'appello a ricavare spazi nei cimiteri del territorio. Il Banco Solidale dell'Associazione Veneti Schiacciati che ha raggiunto un grande accordo con la Croce Rossa di Treviso per consegnare le borse della spesa a chi ne ha bisogno. Riccardo, 16enne studente trevigiano, appassionato di grafica e tecnologia, ha trovato il progetto per utilizzare la sua stampante 3D e realizzare una mascherina con appena 30 centesimi di costo. Buonasera e ben ritrovati in diretta, come sempre l'informazione in Antena 3, il telegiornale di Treviso. Vi anticipo che tra pochissimo sarà ospite con noi il governatore Luca Zaia. Allora diamo subito uno sguardo alla tabella riassuntiva dei casi di contagio nelle ultime ore. Vedete nella grafica ora in video quasi 20.000 persone in isolamento, come vi stiamo raccontando dal pomeriggio di oggi. Il totale dei contagi nella nostra regione sale a 8.853, più 129 da questa mattina. Purtroppo le vittime aumentano di 23 decessi rispetto a stamattina, 354 le persone in terapia intensiva. Allora, ci stiamo per collegare con il Presidente, ma prima guardiamo le restrizioni che stanno facendo calare i contagi. Il vantaggio sul modello matematico che ora è di 5 giorni. Facciamo un passo indietro con la conferenza stampa di questa mattina del governatore Luca Zaia. Sto preparando un'ordinanza per vedere di riuscire a procrastinare almeno di un po' il tema delle restrizioni, se sarà necessario, in virtù dei dati che avremo questa settimana. Lo è perché il tema dell'isolamento e delle restrizioni sta pagando perché abbiamo comunque un ritardo di 5 giorni sul modello. Non più 2, non 3, ma 5 giorni di vantaggio rispetto al modello matematico di propagazione del contagio da coronavirus, grazie alle drastiche misure a cui i cittadini si sono adeguati. Nella nuova ordinanza che il Presidente del Veneto Zaia ha annunciato per la fine della settimana, possibili provvedimenti relativi ai mercati. Ci vengono segnalati problemi sui mercati in giro per il Veneto, dati dal fatto che non c'è la regimentazione che ha un supermercato, che mette in fila le persone, che hanno la mascherina. Lì c'è invece l'ammassamento davanti al banco della frutta, della verdura, dei formaggi o dei salumi. E questo, diciamo, se volessimo proprio lavorare di fino, non è proprio il massimo della soluzione. Altro fronte è quello delle passeggiate consentite entro i 200 metri da casa, ma qualcuno è stato comunque multato e ora la Regione interviene. Per futili motivi entro i 200 metri si può uscire rispetto all'ordinanza, futili motivi per sgranchirsi le gambe, per fare 2 passi, per fare una passeggiata. Quindi alcuni hanno avuto questa contestazione anche con l'applicazione di una multa. Adesso noi scriviamo ai prefetti, faremo un parere, secondo noi è impugnabile. Emergenza che produce forti contraccolpi emotivi, come dimostrano i numeri. Nei primi 10 giorni il servizio psicologico, di supporto psicologico, ha avuto 1680 chiamate con 650 colloqui psicologici. D'altro canto anche le condizioni di chi vive con in casa un paziente positivo sono proibitive. Zaia cita il virologo Massimo Galli. Bisogna vivere intanto tutti con la mascherina, se c'è un positivo in casa, avere norme igieniche estreme e poi avere possibilmente, se c'è la possibilità, avere addirittura servizi igienici separati. Cioè, questa è la bestia con la quale abbiamo a che fare. Se potessimo riavvolgere il nastro e ripartissimo da zero, penso che la vera azione da fare, e il consiglio che darei io a chiunque, la vera azione da fare in arrivo con un virus cattivo come questo è quello
a me sono concesso che si riesca a fare, è quello di isolare tutti gli over 70. Infine la questione dei guariti negativizzati, ai quali la Regione pensa di assegnare una sorta di patente che attesti la risposta anticorpale, condizioni su cui aleggia però un'ombra. Chi ha gli anticorpi è confermato negativo e ha gli anticorpi può avere la patente di essere uno che è passato, diciamo, che ha avuto il virus, ha prodotto gli anticorpi e è diventato poi negativo. Abbiamo purtroppo già un caso di reinfezione che non ci piace, perché vuol dire che il virus è riuscito a infettare, guarire e reinfettare la stessa persona, per cui abbiamo questo caso, speriamo sia un caso tutto da dimostrare scientificamente, però un caso ce l'abbiamo. E così appunto il governatore Luca Zaia questa mattina, nel momento in cui ha ricordato quanto detto tra l'altro settimana scorsa, qui purtroppo il caso di una paziente che guarita si è infettata nuovamente. Grazie Presidente per essere con noi, Luca Zaia. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo moltissime cose di cui parlare insieme Presidente. Partirei, abbiamo cercato di riepilogare. E facendo i conti rapidi, purtroppo dall'inizio di questa emergenza, quindi il 21 febbraio, per esempio nella sola Marca Trevigiana le vittime sono quasi 100 ormai, 99, lo ha sentito dai titoli, vuole fare un commento su questo, sperando, io lo unirei anche al dato nazionale di oggi, mai così tanti guariti in 24 ore, 1590 se non sbaglio. Sì, ma guardi, consideri Avarino che noi abbiamo la bellezza ormai di oltre 700 persone che sono state dimesse. Questo dà anche una dimensione che da questo virus si può anche uscire, anzi si esce nella maggior parte dei casi anche con la guarigione. Certo è che la dimensione dei morti, gli oltre 350 morti e tutto quello che è accaduto e sta accadendo, pensi solo ai 2000 ricoveri che abbiamo, quindi 2000 posti letto occupati da questi pazienti, danno la dimensione che questa non era un'influenza. Non era un'influenza, è un virus terribile, per assurdo le devo dire bassa letalità, nel senso che la mortalità è bassa ma è altissima contagiosità, per cui ti manda 2000 persone in ospedale e ne abbiamo pensi altre 20.000 in isolamento familiare, quindi fiduciario, delle quali 8.700 sono positive. La politica dei tamponi ha pagato, lei si ricorderà quanto mi hanno criticato per la partita dei tamponi, quanto dicevano Zaia fa spese assurde, sono solo sceneggiate quelle dei tamponi, adesso la partita dei tamponi paga, il caso Veneto è ricordato a livello internazionale, ormai l'hanno visto tutti su tutta la stampa, persino Harvard University ne ha parlato. Speriamo continui così perché questo vuol dire che in Veneto si morirà di meno, avremo avuto meno morti e meno guai da questo virus. Mi fa venire in mente una cosa Presidente che non mi pare le abbiano chiesto in queste giornate, però c'era un bel articolo, un intervento, immagino quale sarà la sua risposta ovviamente, però anche la Corte dei Conti era quasi stridente, ma è normale un intervento di quel tipo, no? Nei giorni scorsi, cioè monitoriamo le spese. È chiaro che siamo davanti a un'emergenza che mai prima d'ora si è affrontata, però la Corte dei Conti dice stiamo controllando. Cosa commenta? Guardi, io penso che tutti debbano fare il loro mestiere e la Corte dei Conti fa il suo. Dopodiché sono convinto che in questa fase emergenziale devono essere sicuramente perseguite tutte le attività penali, ad esempio, no? Tutto quello che riguarda il penale, chi ha rubato, chi si è fatto pagare per comprare mascherine piuttosto che altre menate, respiratori. Ma star qui a pignolare sul fatto che una mascherina sia stata pagata di più rispetto alla media o quant'altro, decisamente le dico che noi, a parte il fatto che abbiamo le firme di tutti i dirigenti, ma c'è stato un momento nel quale abbiamo vissuto per 15 giorni che pagavamo le mascherine anche a peso d'oro, purtroppo non ce le davano, ma le avremmo pagate anche a peso d'oro perché avevamo i nostri dipendenti in ospedale, che ringrazio uno ad uno, che utilizzavano la mascherina più di una giornata, avevamo necessità di mascherine per i medici di base e anche per le case di riposo, pur non essendo noi coloro che devono provvedere a rifornire i magazzini magari delle case di riposo, avevamo anche questa necessità. Adesso finalmente riusciamo a dare le mascherine a tutti, case di riposo comprese, però il danno che c'è stato è un danno irreparabile. Anche perché sono, diciamo, enti privati, no? In quel caso, quindi... Noi abbiamo la sorveglianza e l'obbligo ovviamente di garantire la sanità, dopodiché ci sono delle attività amministrative che non c'entrano nulla con noi, ma questo è risaputo, accade per tutti così. Adesso siamo entrati con queste task force ancora nelle case di riposo,
è la cosa che non mi fa dormire di notte, anche perché lei capisce che una casa di riposo, abbiamo 30.000 ospiti in Veneto, sono 30.000 persone che sono, diciamo, sono gli ospiti ideali del virus, e se il virus dovesse scegliersi un paziente, una persona ideale, si sceglie il ricoverato policronico, un cronico, pluripatologico, magari che ha uno scompenso cardiaco, che magari ha un'insufficienza polmonare, un'insufficienza cardiaca, che ha il diabete, che magari è obeso. Ecco, questo è il quadro classico, ovviamente sopra i 70 anni, che il virus predilige, per cui dobbiamo mettere in sicurezza per quanto possibile. Non posso non ricordare che nelle case di riposo del Veneto, tra le 30.000 persone, siamo già a 43 morti, quindi 43 persone che hanno perso la vita. Esatto. Allora mi ricollego per un paio di cose, Presidente, ho tantissime domande. La prima è, chiedono ancora un numero di SMS, ma lei lo disse già qualche settimana fa, se facessimo un numero di SMS solidale, poi i proventi sarebbero ripartiti a livello nazionale. Qui chiedono un numero di SMS regionale, eppure col conto corrente che mostriamo sempre, già lei ha detto oltre 13 milioni di donazioni, domani credo dia... Ecco. Oltre 13 milioni le dirò, per carità, abbiamo avuto grossi donatori e penso di poter annunciare domani una grossissima donazione, da 5, 3, 1 milione, ma abbiamo avuto una miriade di donazioni da cittadini che hanno versato i 5 euro, i 10 euro, i 100 euro, i 500 euro, che hanno creato questa montagna di 13 milioni. Le dico solo che noi siamo fuori come spesa per 82 milioni di euro, una spesa imprevista. Lo facciamo volentieri, consideri che siamo ancora l'unica regione, lo dico a quelli magari che vogliono fare la polemichetta, ma il Veneto cosa mette? Il Veneto ci mette che è l'unica regione che non mette tasse. Pensi che addirittura io ho i colleghi che pensano magari a mettere la tassa straordinaria. Io finché ce la faccio in modo di farlo senza nessuna tassa. Consideri che siamo gli unici in Veneto, cioè il Veneto è l'unica regione in Italia dove non si pagano tasse regionali per un equivalente di 1.170 milioni di euro all'anno. Poi, ma davvero un flash, ma siccome lei ci ha raccontato più volte che nel tentativo complicatissimo di acquistare queste mascherine in tutto il mondo, anche i respiratori, c'era qualcuno che vi truffava. Avete fatto denunce in questo senso? Denunce? No, guardi, non siamo riusciti a fare denunce perché poi la truffa è sempre al di là dell'oceano, come si dice, no? Gente che, insomma, par di tempo ne abbiamo trovati, diciamo, su 10 offerte, 7 sono perditempo. Gente che si improvvisa perché vede il business. Abbiamo gente che magari il giorno prima faceva, che so, un'attività, adesso non vorrei offendere nessuno, faceva tutt'altra attività, visto che le mascherine erano un business, sono diventati esperti di mascherine. Dopodiché abbiamo intermediari, abbiamo incrociato intermediari di dubbia moralità, e quindi chissà quanti passamano avevano a livello internazionale le merci. Poi consideri che abbiamo addirittura comprato una partita di mascherine, le prime 550.000, eravamo felici perché non ce n'erano, noi ne abbiamo comprate 550.000, poi abbiamo capito perché siamo riusciti a comprarle, perché ha venduto il container a 3 regioni diverse contemporaneamente, abbiamo recuperato i soldi. Adesso guardi, abbiamo in arrivo, però lo dico, da oggi, anzi da 3 giorni, 4, problema mascherine non c'è più, tocco ferro, incrocio le dita. Abbiamo comprato 13 milioni e mezzo di pezzi, quindi stanno tutti arrivando. E questo è risolto, mettiamola così, insomma, toccando ferro, 13 milioni e mezzo di mascherine. Ma lo dico, guardi, Avarino, mi faccia dire una roba, però ogni tanto mi arriva qualche, e io ringrazio, qualche messaggio di qualche operatore anche nostro della sanità, dice ma non arrivano mascherine. Per dire, oggi mi è arrivato un messaggio da Sant'Orso, Vicenza. Allora, che si sappia che noi ogni mattina mandiamo la fornitura richiesta dal direttore generale. Questo lo posso dire perché siamo ormai da 4-5 giorni siamo in grado di fornire le mascherine, cioè abbiamo un magazzino e facciamo i carichi per ogni uso. Per cui se mancano mascherine ve la dovete vedere col direttore generale a questo punto. Non è che vuol dire che faccio lo scaricabarile, cercate di capire perché non arrivano le mascherine da voi, perché da noi partono e vengono consegnate. Poi vorrei arrivare a questo piano varato oggi anche esattamente, sui tamponi, cioè i test entro 5 giorni, però prima le volevo chiedere un'altra cosa. Domani a mezzogiorno saranno mezz'asta, di fatto un'idea più o meno nata in diretta settimana scorsa con lei, non solo chiamare i medici, i caduti e trovare un giorno, potrebbe essere il 31 marzo a questo punto, per ricordare le vittime da coronavirus, ma domani a mezzogiorno appunto le bandiere saranno a mezz'asta. Chiaro, lo farà anche lei, lo farà fare anche lei. Quella dell'Europa la toglierebbe? Ma guardi, quella dell'Europa sinceramente non merita gli onori per come si sta comportando,
per come si sta, diciamo, interessando e preoccupando della vita dei propri cittadini. Non esiste un paese che se ne strafreghi a questi livelli della vita dei propri cittadini. È come se il Presidente della Regione fosse in vacanza o fosse da qualche altra parte a parlare di altre robe e non essere lì sul pezzo a occuparsi della vita dei veneti. Ma così i miei colleghi, non è una questione di partito, tutti i miei colleghi da destra a sinistra sono sul pezzo da nord a sud. L'Europa è assente, l'Europa deve vergognarsi, è vomitevole quello che sta facendo l'Europa. L'Europa non c'è su questa partita che è importantissima. Peraltro posso dirlo, lo dico cinicamente, sarebbe anche una grande opportunità per l'Europa per far vedere che esiste. Non c'è. Abbiamo migliaia di persone che perdono la vita, una crisi sanitaria e mi lasci dire anche economica e finanziaria mondiale. L'Europa, se c'è, batte un colpo, non c'è. Allora, Presidente, le farei vedere un paio di servizi molto rapidi, ma il primo è con uno dei suoi direttori generali, appunto Francesco Benazzi dell'ULSS 2. Italo, facciamo un salto in avanti, quindi Benazzi, e poi le racconto la storia anche di questo ragazzo che alla fine l'ha stampata lui, no? Con la stampante 3D, la mascherina, ma ci arriviamo tra poco. Sentiamo prima Benazzi. Molto invece riorganizzando molto con le case di riposo, perché stiamo facendo i tamponi alle case di riposo, stiamo trovando pazienti Covid positivi, li stiamo isolando in accordo con le case di riposo, con i direttori delle case di riposo, e stiamo creando dei percorsi evidentemente diversi rispetto a chi non è Covid positivo. Attenzione massima quindi per i nostri anziani, pur nella certezza che le strutture loro dedicate hanno attuato sin dall'inizio del contagio la massima protezione possibile per gli ospiti e le loro fragilità. Per questo, in accordo con le strutture, si arriverà alla separazione netta dettata dai test. E dovremo anche fare un protocollo molto più approfondito per vedere anche sostanzialmente di trovare delle situazioni di isolamento tale che non ci sia promiscuità tra chi sta bene e chi ovviamente è positivo al Covid. È un fronte delicato perché sono le persone, come dire, più attenzionate dal Covid e dal virus, perché purtroppo lo sappiamo, colpisce maggiormente le persone defedate, le persone con più patologie e le persone anziane. È dimostrato che addirittura se uno ha 3 patologie, quindi magari l'ipertensione, il diabete ed è obeso, la possibilità che il virus lo possa attaccare è del 56% in più. E rimanendo in tema di tamponi, buoni risultati su quelli fatti. Stiamo screenando le categorie e abbiamo finito con i medici famiglia, su 580 medici abbiamo circa l'1,6% che si è contagiato, quindi per fortuna abbiamo una categoria che almeno nel nostro territorio non è stata tanto colpita. Altro provvedimento dell'ULSS riguarda chi si trova in quarantena. Andare a trovare a casa, a visitare in accordo col medico di famiglia le persone che sono in contumacia, che sono in quarantena, quando hanno temperature che continuano a superare i 38 gradi centigradi, per cui vedere anche di dare un'occhiata a domicilio con i nostri geriatri o insieme al medico di famiglia. Quindi, Presidente, questo piano, cioè questa novità riguarda una visita a domicilio, un controllo a domicilio, un'attenzione maggiore per chi è in isolamento, autoisolamento, non necessariamente positivo? Ma guardi, spieghiamo innanzitutto che non è che ci svegliamo adesso, c'è stata un'evoluzione sia sulle direttive che sulle opportunità. Per dire adesso arrivano, dovrebbero arrivare, l'abbiamo fatto in tempo non sospetti, abbiamo comprato 750.000, fra l'altro 100.000 ce li ha donati dottor Pesenti, socio di Tecnica, quindi l'azienda nostra Tecnica, e dovrebbero arrivare 750.000 test rapidi, che sono diversi dal tampone, cioè i test rapidi cercano gli anticorpi, il tampone cerca solo il virus, magari tu ancora non hai sviluppato l'anticorpo ma hai il virus. Cioè il test rapido mi dice se l'ho avuto e ho sviluppato gli anticorpi, mi dice se ho sviluppato gli anticorpi, lo potrei ancora avere, perché può essere anche... La letteratura dice che dopo 4-5 giorni dall'infezione tu hai già i primi anticorpi. Quindi cerchiamo di integrare le due cose e dire entro 5 giorni dallo sviluppo dei sintomi, dall'evidenza dei sintomi nel paziente che è a casa, ricordiamo che noi facciamo di tutto perché il paziente resti il più possibile a casa, partiamo con il test tampone o test anticorpale. Nel frattempo il paziente a casa, abbiamo l'autorizzazione dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a questo paziente verrà somministrato anche il tema dell'idrossiclorochina
ovvero del farmaco antimalarico che sembra che ovviamente aiuti nella fase iniziale di questa malattia causata dal coronavirus ad avere meno guai di natura polmonare. Su questo si incastrano le task force che abbiamo costituito, proprio dei nuclei, fra l'altro anche con giovani laureati, infermieri e quant'altro, l'Università di Padova che ci dà una mano all'interno anche delle case di riposo, insomma ci stiamo muovendo a falange macedone, come si direbbe, no? Dalle nostre reminiscenze di storia, stiamo cercando di accerchiare il virus da tutte le parti. E quindi entro 5 giorni dalla richiesta, cosa intendeva? Ma guardi, adesso noi abbiamo fatto delle linee guida, ovviamente saranno tutti quelli che chiamano e dicono io sono a casa da 8 giorni, Esatto. Sì, ho capito, bene, hanno ragione, le linee guida sono da oggi, uno potrebbe dire ieri allora cosa accadeva, che la capacità di fare tamponi è limitata, ma non perché noi non li vogliamo fare, perché le aziende non ci danno più i reagenti, perché le aziende non ci danno più modo di essere così competitivi come vorremmo essere. Allora abbiamo già fatto 100.000 tamponi fino ad ora, arrivando ai test rapidi, inseriamo anche i test rapidi in questa corsia, in maniera tale che la persona che è a casa da 5 giorni, ovviamente seguita al telefono del medico eccetera, con i sintomi, sicuramente col test rapido ci dà già gli anticorpi e sappiamo il coronavirus. Prima diceva anche le mascherine, diciamo, le stiamo fornendo anche alle case di riposo, Sì. diciamo, e in te, anche i medici di base, diciamo. Certo. Anche certo, se adesso anche loro diciamo dovevano procurarsene, ma ci pensa la regione, questo mi sembra che sia un po' la chiave di lettura, però Ma guardi, noi non ne facciamo l'importante è problemi. averle. I medici di base e le case di riposo fanno parte della stessa famiglia, cioè la regione del Veneto e i Veneti. Dicevo semplicemente che noi abbiamo, come si può dire, per legge l'obbligo di avere un magazzino per l'ospedale, punto. Dopodiché se troviamo uno per strada che ci chiede un pezzo di pane, non è che se abbiamo il magazzino pieno di pane ce lo teniamo per noi perché non c'è scritto da nessuna parte, dobbiamo sfamare chi ha fame. Sai qual è la vicenda, il tragico di questa vicenda? Che purtroppo quando avevano bisogno le case di riposo di mascherine non ce n'erano neanche per i nostri ospedali, abbiamo dovuto centellinarle e questo purtroppo ha creato non pochi problemi. Del resto la storia delle case di riposo, brutto a dirlo, è la storia di tutte le storie dei coronavirus di tutte le regioni. Consideri che nelle case di riposo si sono infettati gli ospiti, che adesso stiamo screenando, stiamo testando, ma si sono infettati praticamente la quasi totalità degli operatori, quindi vuol dire che anche gli operatori che andavano a lavorare non erano sufficientemente protetti. Esatto. Le faccio vedere questa storia che oggi abbiamo raccontato di un ragazzo trevigiano, Riccardo Bettetti, che ha creato lui con la stampante 3D una mascherina. Vediamo. Essendo questo pezzo semplice da realizzare, io penso che il mio appello debba essere amplificato e portato a tutte quelle persone che posseggono una stampante 3D affinché producano queste mascherine e affinché queste mascherine vengano distribuite lì dove ce n'è bisogno. 30 centesimi di plastica, un dischetto di cotone per realizzare il filtro e una stampante 3D. E poi la caparbietà di un ragazzo che, udito l'appello di un coetaneo romagnolo, non si è perso d'animo. Riccardo Bettetti, 16 anni, studente trevigiano appassionato di grafica e tecnologia. La stampante 3D l'ha desiderata per Natale e fino a poco tempo fa realizzava modellini di animali. Quando la sua vita è stata stravolta come quella di tutti gli altri, senza scuola, amici, sport, Riccardo ha trovato su internet il progetto per utilizzare la sua stampante 3D e realizzare una mascherina. Io ho provveduto a cercare su internet una mascherina che fosse semplice da stampare e che fosse efficace allo stesso tempo. Mi è venuto fuori questo progetto qui. Questa è una mascherina che può essere lavata, disinfettata e non è usa e getta. Infatti il filtro può essere cambiato. È fatta inoltre di un materiale biodegradabile. Il suo invito è a condividere questo progetto e mettere assieme tutti coloro che hanno una stampante 3D a casa. I tempi di realizzazione sono lunghi, circa 3 ore, ma i costi davvero irrisori. Potrebbe essere un modo per impiegare il tempo mettendosi a disposizione per realizzare ciò di cui c'è bisogno nell'emergenza. Il sogno di Riccardo, fare il pilota. Sicuramente noi auguriamo a questo ragazzo di continuare a volare alto. Allora, Presidente, dunque, questa è la storia di Riccardo, insomma, un ragazzo di buona volontà, 16 anni, giovanissimo, straordinario. Ma guardi che sono questi i ragazzi da valorizzare, purtroppo non se ne parla mai, si parla solo di fuga di cervelli, ma noi abbiamo una foresta che cresce qui da noi e che è veramente della quale nessuno parla.
Poi, vabbè, i famosi tamponi che voleva fare tutta la cittadinanza, che fine hanno fatto? Abbiamo spiegato molte volte, però le faccio una domanda appunto sui tamponi, perché poi le dicono, si può chiedere al Presidente se può fare i tamponi sui lavoratori delle fabbriche che stanno lavorando, Christian, prima era Laura, poi qualcuno scrive, ma i tamponi solo ai ricchi, una cosa del genere. No, questo qui è uno sport nazionale, no. L'erba del vicino è sempre più verde, allora tutto quello che si fa c'è sempre qualcuno o che ruba o che si fa pagare o menate del genere. I tamponi si fanno a coloro che hanno bisogno e purtroppo ci sono più persone che hanno bisogno di quelli dei tamponi che abbiamo. Non c'è una distinzione di censo, di denuncia dei redditi, di titolo di studio e di quant'altro, lo si fa la bisogna, no. Non è che i ricchi fanno i tamponi e gli altri no, cioè, mi sembra una stupidata sinceramente. Se qualcuno ha notizia di questo ce lo dica, perché allora è il caso che facciamo una denuncia, non a lui che ce lo dice, la faremo a chi ha fatto i tamponi per nulla, magari a qualche ricco e a qualcun altro no. Però queste qua sono leggende metropolitane, me lo lasci dire, che non aiutano a crescere, si cresce con altri. Però è mica facile arrivare a quei 20.000 tamponi al giorno, eh? Ma guardi, noi siamo 11.000, noi potremmo farne 30, 40, 50.000, la verità è che quando noi abbiamo allestito tutti i laboratori con delle macchine, il titolare dei kit di quelle macchine ci dice, a un certo punto ci ha detto, guardate c'è il mondo che mi chiede i kit, quindi io non posso più fornirvi i kit che voi vorreste, per cui stiamo lavorando a scartamento ridotto a 10.000 tamponi al giorno. Siamo 5 milioni di veneti, fate un po' voi. Però c'è anche da dire una roba, abbiamo comprato nel frattempo, nottetempo, la scorsa settimana, una macchina per 400.000 euro che fa 7.000 tamponi al giorno e la stiamo montando e penso che dalla prossima settimana sia in funzione. Stiamo con l'Università di Padova, professor Crisanti, stiamo realizzando il reagente e il kit in casa, se tutto va in porto torniamo a regime con molti più tamponi. Senta, multe? Oggi si è arrabbiato anche per quei festini ancora in cortile. E poi quelli che chi passeggiava invece entro i 200 metri di casa e secondo lei è una multa contestabile, no? Oggi ha detto. Secondo me, guardi, non secondo me, secondo l'avvocatura della regione, tanto è vero che ho scritto a tutti i prefetti oggi, glielo annuncio, glielo dico in anteprima lo dico ad Antena 3, ho scritto ai prefetti dicendo guardate, ho legato anche una multa che mi è stata mandata, che non è di un mio amico vicino a casa, mi mandano di tutto, mi è arrivata anche una multa ieri, no? E il verbale contesta il fatto non che sia a distanza superiore dei 200 metri da casa, ma il verbale della stradale, se non ricordo male, contesta il fatto che il cittadino fosse all'interno dei 200 metri da casa, ma fuori di casa per futili motivi. Non esiste, perché c'è un'ordinanza del Ministero della Salute e in più c'è la mia ordinanza che ha valore giuridico che dice che tu nel raggio di 200 metri di casa ti puoi sgranchire le gambe, puoi fare la corsetta, puoi uscire per fumare se vuoi fumare, puoi uscire per guardare gli uccelli che volano, puoi uscire per palleggiare col pallone piuttosto che fare flessioni in mezzo all'erba, ma sempre a 200 metri da casa. Mettere la multa in quell'ambito di 200 metri di casa, a nostro avviso dell'avvocatura, è illegittimo. Tanto è vero che ho scritto ai prefetti con la volontà di leale collaborazione con le prefetture di cercare di mettere mano a questa vicenda. Professore, sì, Presidente, io la prendo come arriva, la domanda. Ci scrive Prego. Mario, chieda a lui al governatore in merito al rientro imposto ai lavoratori della Pedemontana Veneta che essendo scappati, dice tra virgolette, a casa, ora sono in quarantena ai loro paesi, cioè quindi lontano dal Veneto, e la Regione Veneto pretende che rientrino a lavorare per proseguire i lavori. Ma guardi, risulta allora, così come è arrivata, non è una segnalazione. Sto pretende non lo conosco, nel senso che a me non risulta che noi pretendiamo niente da nessuno in questo momento. La gestione del cantiere è una gestione autonoma che è decisa dall'azienda che ha vinto l'appalto e che si è aggiudicata il cantiere. L'azienda sa benissimo che se apre il cantiere deve avere tutte le regole rispettate dal punto di vista sanitario e la messa in sicurezza dei cittadini. Punto, mi fermo qua, dopo si può romanzare all'infinito su tutte le robe che dico, però la verità è questa. C'è una donazione, tra poco vedremo il servizio, anche perché dopo l'intervista al governatore Zaia proseguiremo con i servizi del Telegiornale di Treviso. A Follina hanno consegnato al sindaco anche la comunità musulmana, ha raccolto fondi che ha consegnato al sindaco, volevo dire. Poi abbiamo raccontato la bimba nel veneziano, insomma, che tramite il nonno ha detto rompiamo quel salvadanaio e diamolo per l'emergenza Covid. Senta, si è arrabbiato per il video di una signora oggi?
Cosa raccontava? A me non è arrivato stranamente, di solito tutte le news cosa diceva? No, guardi, non so se sta parlando dei passeggiatori no, c'è stato, forse lei si riferisce al fatto che una signora ha avuto cure a Conegliano e la figlia ha fatto un video rimarcando l'aspetto che la mamma è stata dimessa velocemente, nel senso che gli è stato detto di tornare a casa, lo dico diciamo in maniera molto semplificata. Io penso che non sia il momento di fare polemiche questo, cioè fare un video per di fatto poi ottenere come risultato lo screditamento degli operatori sanitari non va bene. La signora è stato certificato, è vero, dopo la sua dimissione che non era coronavirus, però io ho parlato con i medici, mi hanno detto che la lastra, quindi l'immagine dei suoi polmoni era di una polmonite iniziale, che non era una polmonite visibilmente da coronavirus, perché non aveva quell'aspetto alveolare come si dice, di nido d'ape, ma era una classica polmonite. Tutto qua, dico, se ognuno di noi fa un video per mettere i puntini sui servizi che eroghiamo, ricordo che noi abbiamo 54.000 dipendenti che lottano tutto il giorno tra la vita e la morte, rischiano anche del proprio. Se tutti noi dobbiamo discutere a volte anche di doppie punte, allora non finisce più. Bene, poi qua c'è una petizione anche a livello nazionale per l'ora d'aria ai bambini. Noi stiamo studiando ovviamente con una nuova trasmissione per intrattenere i bimbi. Da domani... Volevo dire, scusi Avarino, perché leggo alcuni commenti che mi scrivono, 200 metri da casa, saranno un'inezia, ma vuol dire che si può uscire da casa? Di casa? Certo, l'ha detto... Perché a volte leggo commenti di gente che dice, ma sono da 2 settimane che sono chiuso in un appartamento. A parte il fatto che l'ordinanza di 200 metri esiste da una settimana, prima si poteva fare di tutto, ma da una settimana si può uscire di casa, nel senso che vai nel cortile del condominio, vai nel giardino se ce l'hai, vai a 200 metri di casa, che sono 263 passi. Mi rendo conto che sto dicendo delle robe che sembrano un'assurdità, però guardate che questo sacrificio che stanno facendo i veneti, io lo sto vedendo. L'unica roba positiva che vi dico stasera è che lo sto vedendo, lo vedo perché il modello matematico che ci accompagna giorno dopo giorno ci dice che siamo in ritardo di 5 giorni sul modello, vuol dire che stare a casa, non fare feste, non fare aperitivi e altre robe, star chiusi in casa, stare isolati, ha gambizzato il virus trova meno e quindi ho diminuzione di ricoveri, non ho più la cura di ricoveri che mi va su, e il modello matematico mi ci guarda indietro e dice cavoli vi ho perso per strada, dovevate seguirmi, perché io già, sa cosa ci dava il modello matematico per oggi? Ci dava quasi 600 persone in terapia intensiva, ne abbiamo 350, quante sono? 350? 358, 358. Vuol dire che il merito è dei veneti, questo lo dovete dire, ma i veneti, sentendo le mie parole, non devono prendere adesso, uscire di casa e tirar fuori e stappare bottiglie. Attenzione che il pericolo è dietro l'angolo, restate in casa, questa è la settimana cruciale, questa è la prossima a farla grande, sappiamo se facciamo il giro di boa e andiamo in discesa libera oppure se andiamo a schiantarci contro un treno. Ecco, lasciamo l'emergenza sanitaria e arriviamo a quella economica, Presidente, perché dalla catastrofe, diciamo, dall'epidemia alla carestia qualcuno titolava, no? E questo è il rischio, e c'è davvero. So che lei dirà che i 25 miliardi non bastano, però il governo dice che ne generano 350, ne arriveranno altrettanti, forse 30-35 miliardi in aprile, però insomma qua riprendersi è durissima dopo. Avarino, mi permette di dire una roba, la sfido a dimostrare che io abbia mai fatto polemica in questo periodo. Allora, se uno mi chiede bastano 25 miliardi, io rispondo che la Germania ne ha stanziati 550 di miliardi, punto, mi fermo qua. Magari se ci fosse stato qualcun altro a Roma, magari ne stanziava 20 al posto di 25, non glielo so dire, però ho l'obbligo di dire che rappresentiamo una regione che fa 150 miliardi di PIL, pensi solo che la partita del turismo, che è la prima industria in Veneto, vale 18 miliardi di euro e purtroppo ormai abbiamo quasi certezza che il turismo sarà fatturato zero se continua, pensi solo all'immagine di Venezia e di quello che ne è. E quindi io dico, attenzione che abbiamo 600.000 partite IVA, abbiamo la necessità assoluta di avere ovviamente un aiuto. Cioè noi abbiamo bisogno di un vero e proprio piano Marshall con iniezioni di miliardi di euro e mettere liquidità sul mercato.
e poi ovviamente riaprire le fabbriche e ripartire. Ovviamente questo è condizionato al fatto che il virus sia quantomeno contingentato. Un progetto ce l'abbiamo per la riapertura, ma ne parleremo nelle prossime ore. Anche perché c'è il rischio del ritorno, come diceva lei anche questa mattina. Senta, va bene, Presidente, so che polemica non ne vuole fare, bene ma non basta, giusto l'intervento del governo anche sulle amministrazioni locali e il reddito di emergenza per andare a fare la spesa. Guardi, noi abbiamo dato l'intesa come regione. Il governo in questo periodo non ha mai avuto un progetto o un decreto bocciato dalle regioni. La regione del Veneto non ha mai votato contro una volta ai provvedimenti del governo, perché siamo responsabili. Alcuni li condividevamo in parte, altri avremmo fatto altra roba, però con responsabilità. Mai sentito una dichiarazione che adesso venga qualcuno a fare lezione di senso civico? No. Ci abbiamo votato, perché voi, se non lo sapete, ogni provvedimento che viene messo deve avere il parere della regione. Se c'è una regione contraria, il provvedimento non passa. Abbiamo sempre detto di sì. Punto. Senta, ultimissima cosa davvero, cioè qui stiamo pensando di non riaprire gli alberghi d'estate, cioè lei lo ha ricordato poco fa anche nei dati... Ma è una tragedia. È una tragedia, e come si fa? Cioè, come... Intanto abbiamo, se Dio vuole e chiudiamo sta partita del virus, dobbiamo pensare di programmare le nostre vacanze in casa, se mai si faranno e se mai si potranno fare. Questo è già un primo aiuto che possiamo dare ai nostri albergatori. E dall'altro dico anche che è fondamentale che ci siano gli aiuti, perché guardi che il tema del turismo per noi significa la prima industria. Non c'è solo il turismo, che sia chiaro, abbiamo 600.000 partite IVA, sono tutti in difficoltà, gli artigiani, le grandi aziende o quant'altro. Bisogna ripartire. Esatto, infatti ho anticipato una domanda anche di Luca, credo che sia arrivata adesso attraverso la pagina Facebook. Va bene, Presidente, come sempre le chiedo domani? Domani è un altro giorno, lo diceva Rossella O'Hara. Ok, non pensavo di impersonasse tra i tanti Rossella O'Hara, però domani presenterà sicuramente il bilancio delle donazioni, credo di aver capito, vero? Quale? Non ve la dico perché se no che ci stiamo a fare. Dobbiamo prepararla per bene. Peraltro domani c'è anche la conferenza delle regioni, mi collegherò e porterò anche l'istanza delle televisioni private e dei media privati che sono assolutamente massacrati in questa fase, e spero che i miei colleghi condividano di fare un provvedimento a sostegno delle TV private. Esatto, questo è. Senta, poi qua c'è da domani Boccia annuncia massima trasparenza sui dati dei materiali, ANSA di poco fa, materiali sanitari trasferiti alle regioni, quindi ci sarà tutto in rete un sito, credo, che dirà cosa è andato a chi, no? Penso sia corretto e giusto. Abbiamo avuto più di altri? No, penso proprio di no. Consideri che noi forse abbiamo avuto sul fronte dei respiratori, ce ne sono arrivati dal governo, però sul fronte delle mascherine decisamente no, nel senso che guardi, se non ricordo male, le famose PF3 che sono come ormai sono come i gioielli. Penso, ho visto un dato al 27 marzo o al 28 marzo ne abbiamo avute 6.000, una roba del genere. C'è considera che il nostro fabbisogno giornaliero è pauroso, di oltre 100.000. Esatto. Ma non sono qua a far polemica, dico ok, non se ne trovavano, non ne trovava nessuno. Mi avete mai visto io con una mascherina in mano dicendo, magari come collega Fontana e come collega De Luca, dicendo questa è la mascherina per Max Bunny? No, cioè non mi serve far polemica. Ne abbiamo trovati 13 milioni e mezzo sui mercati, li abbiamo comprati, appunto. Grazie Presidente, tra l'altro stasera avremo Fabio Franceschi a Ring ospite, quindi ne parleremo diffusamente. Grazie al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, grazie e buon lavoro al Governatore. Dunque proseguiamo con il nostro telegiornale, andiamo appunto allo sfogo, avete sentito ora il Presidente, ma sui finanziamenti ai comuni lo sfogo del Sindaco Mario Conte. Devo avere la libertà di decidere come poterli spendere, e invece sono vincolato a fare dei buoni spesa per spese alimentari. Cioè, capite che non è detto che per Treviso questa sia la primaria necessità, perché magari riusciamo a far fronte con altri capitoli di spesa. Tutto questo poi ben vengano i soldi, ci mancherebbe, però lasciate la libertà ai sindaci
di poter decidere dove investirli, perché il sindaco ha il termometro della situazione e soprattutto i cittadini che chiamano ci dicono di cosa oggi hanno bisogno. I cittadini veneti oggi stanno chiedendo aiuto per pagare le bollette, per pagare l'affitto di casa o di un negozio, un'attività che da settimane non sta dando alcun provente. I 400 milioni destinati ai comuni italiani dal governo possono essere impiegati solo in buoni spesa. È evidente che non sono queste le esigenze del territorio. È ragionamento a freddo a 2 giorni dall'annuncio del Premier Conte del presidente ANCI Veneto Mario Conte, che ha voluto così bypassare le polemiche ma anche chiarire le ragioni del suo mal di pancia contro il governo. Di questi 4,7 miliardi, in realtà 4,3, quindi la quasi totalità, sono soldi che sono già presenti nei bilanci comunali e hanno già una destinazione legata sicuramente al welfare ben definita. Cioè noi non abbiamo 4,3 miliardi di euro in più da destinare all'emergenza coronavirus, noi abbiamo solo quei 400 milioni che tra l'altro sono per tutti i comuni d'Italia. È un significativo intervento, sono 28 milioni per il Veneto, 450 mila euro per Treviso, la risposta del segretario del Partito Democratico Alessandro Bisatto. Abbiamo per una volta la possibilità di farlo, decidiamo in autonomia i criteri per assegnare alle persone più in difficoltà contributi, visto che ci sono non solo gli ultimi ma i penultimi e i terzultimi che la settimana prossima non sapranno di cosa mangiare. Consiglio al sindaco di Treviso, aggiunto Bisatto, di rimboccarsi le maniche e trovare il modo più intelligente ed efficace di distribuire quei soldi ai suoi cittadini, che sono molti rispetto agli 0 euro stanziati da Zaia. Un botta e risposta che rischia di scivolare nell'inevitabile polemica politica, anche se entrambi, visto il momento, affermano di volerla evitare. E il Banco Solidale dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, che avete imparato a conoscere tramite le nostre emittenti del gruppo Media Nord-Est, ha raggiunto un grande accordo con la Croce Rossa di Treviso. La solidarietà del Banco Solidale, con anni di esperienza costruita accanto agli ultimi, è la grande forza della Croce Rossa, che con uomini e mezzi da sempre sostiene il territorio. Un'alleanza contro l'emergenza per arrivare anche a chi in questa situazione ha bisogno di aiuto e rischia di essere isolato. In questo momento dobbiamo fare squadra con istituzioni, con associazioni strutturate, perché il momento è delicatissimo. Come dice il nostro governatore Luca Zaia, dobbiamo stare molto attenti a come ci muoviamo nel territorio, perché è fondamentale. Questo virus è subdolo, non si conosce, non sa che mutazioni ha. Perciò anche queste borse che arrivano a casa devono essere in massima sicurezza. Il banco alimentare metterà i prodotti, mentre noi daremo il supporto logistico. Andremo con dei mezzi distribuiti sul territorio, l'idea di avere 5 mezzi che andranno a dividersi il territorio della provincia di Treviso e altri comuni limitrofi, e su cui caricheremo delle borse su indicazioni del banco alimentare e le porteremo casa per casa. Come sostegno invece il banco ha donato a Croce Rossa un assegno di 5.000 euro, donazioni che arrivano dal cuore di tanti cittadini che da anni conoscono e apprezzano il grande lavoro dell'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Abbiamo un mezzo che andrà nella parte sud di Treviso, 2 mezzi che si divideranno il territorio del comune di Treviso entro e fuori le mura. E poi abbiamo dei mezzi che andranno a nord o a ovest del territorio, in modo da cercare di ottimizzare la distribuzione. E grazie anche a questa importante associazione, la Croce Rossa, abbiamo la possibilità di capire come stanno le nostre famiglie nel disagio, perché noi avviciniamo le famiglie nel disagio, che non hanno da mangiare, che non hanno soldi, che non hanno più niente. Questo è il nostro obiettivo. La Croce Rossa sta distribuendo contemporaneamente anche le uova di Pasqua nei reparti di pediatria degli ospedali e continua con il servizio di misurazione della febbre nelle aziende. Con i Veneti Schiacciati dalla Crisi potete continuare a donare, come stanno facendo le aziende e i supermercati. E tra i problemi da affrontare in questa emergenza, con le limitazioni legate al contagio, molto ricade anche sulla comunità musulmana nella Marca, che non riesce nemmeno più a rimpatriare le salme delle persone scomparse. Abbiamo una difficoltà particolare, è quella di seppellire
i nostri defunti. È un'altra delle conseguenze delle limitazioni dettate dal contagio del coronavirus. L'impossibilità di dare degna sepoltura ai morti di fede musulmana. Fino a ieri erano gli aerei, erano altri mezzi per poter mandare a casa o in patria le persone morte, ma oggi abbiamo questa difficoltà e non ci sono cimiteri a disposizione per svolgere anche il rito musulmano. Una religione che non contempla la cremazione. No, non è prevista, è praticamente tutti per terra, nel senso la barra si mette per terra, quindi questo è il rito musulmano. Per questo, partendo da questa emergenza e a nome di tutta la comunità musulmana, Khazragi chiede ai sindaci della Marca uno spazio in uno o più cimiteri da dedicare ai loro morti. Chiediamo, anche se sappiamo il momento è difficile, chiediamo un'attenzione per un spazio per poter seppellire i defunti musulmani. Una richiesta che viene avanzata da tutta la comunità, in particolare dalle giovani generazioni. Un domani i nostri figli non avranno un rapporto con la patria, sono la loro patria italiana e quindi ci vuole un spazio assolutamente per un'esigenza anche futura. E poi sempre dalla comunità musulmana una donazione importante a Follina. Un gesto bellissimo da parte della comunità islamica Badr, che opera qui nella nostra comunità follinese, la quale ha fatto una sottoscrizione e ha raccolto 5.000 euro nel giro di pochi giorni e sono stati ieri bonificati al comune e noi li adopereremo per l'acquisto delle mascherine. 5.000 euro donati alla comunità di Follina e che andranno a pagare uno stock di 9.000 mascherine appena acquistate dal comune. La somma è stata raccolta tra tutti i loro associati, ma anche da amici e familiari che negli ultimi anni sono transitati nel comune e che qui si sono trovati bene. Un piccolo grande gesto da parte di una comunità che ha fatto sapere di voler essere vicina a chi lavora in prima linea tra medici e forze dell'ordine. Questa idea ce l'avevamo già in mente, prima che venisse fuori sinceramente questa emergenza. Abbiamo sempre sentito magari il dovere di dare qualcosa a questo paese, sinceramente. E infatti abbiamo sentito che questa occasione sarebbe l'occasione giusta di contribuire e mostrare, di dare qualcosa a questo popolo che davvero ci ha dato tanto. Tra gli iscritti alla comunità musulmana anche un dipendente del comune di Follina. Abbiamo visto questa emergenza, abbiamo deciso subito la comunità nostra di dare una mano a questo popolo che merita tutto quello che stiamo facendo e cerchiamo di fare il meglio possibile se possiamo. Se non diamo una dimostrazione adesso in questa emergenza quanto che possiamo dare, allora la meglio occasione è questa e chiedo a tutti quelli che non hanno ancora dato che cercano di dare finché si può, perché questo paese merita tutto. La chiamata alla solidarietà è arrivata per gli associati e poi attraverso i social ha raggiunto anche gli amici lontani fino a raccogliere una somma insperata, 5.000 euro. Un grazie infinito da parte mia e da parte dell'amministrazione comunale, è un gesto che vi fa molto onore, è un gesto che ci fa capire che l'integrazione non è una cosa campata in aria, ma l'integrazione si dimostra veramente con questi gesti. Pochi istanti di pubblicità, altri aggiornamenti, vi aspettiamo. Torniamo in diretta, il telegiornale di Treviso, dilaga il contagio da Covid-19 nel Bellunese, ci spostiamo in quest'area, oltre 400 i casi positivi, più di un centinaio fra il capoluogo e Cortina. Il virus non si ferma, ci ha detto stamattina il neoprimario del reparto di malattie infettive di Belluno, Scaggiante.
L'incidenza fra il numero di contagiati e la popolazione residente condanna la provincia di Belluno, che continua a fare i conti con il dilagare del coronavirus. Aumenta il numero di ricoverati negli ospedali di Belluno, Feltre e Agordo. Ai 9 posti letto di terapia intensiva del San Martino già occupati se ne sono aggiunti altri 4 recuperati nel gruppo operatorio e sono ormai oltre il migliaio i positivi asintomatici o con sintomi non acuti in isolamento domiciliare. La persona che è positiva, non ha sintomatologia o ha una sintomatologia molto ridotta, se ne può stare a casa purché eviti il contatto con i familiari, quindi la possibilità di contagio, perché le strutture ospedaliere non sono fatte per dare una risposta a così tante persone. A disposizione dei pazienti sintomatici a domicilio, conferma il neoprimario di malattie infettive del San Martino, ci sono le terapie a base di clorochina. Sono farmaci che abbiamo utilizzato in terapia in ospedale, ma adesso abbiamo capito come funzionano i possibili effetti collaterali e siccome non possiamo e non riusciamo a far fronte a tutte le persone positive, con l'aiuto del medico di base, su prescrizione dello specialista, questi farmaci si possono utilizzare anche a domicilio. Per il personale sanitario pare si stia normalizzando la questione relativa ai dispositivi di protezione individuale. L'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarini ha chiesto un report puntuale ai direttori generali per monitorare la situazione. Non eravamo pronti a un'epidemia di così grandi numeri. Certo ci si sta attrezzando e pian pianino si fa fronte. È chiaro che poi anche tutti questi presidi devono essere utilizzati nel giusto modo e noi stiamo razionalizzando in modo che ci siano presidi per tutti. E poi l'accordo tra Regione e Università di Padova per garantire la certificazione più rapida dei dispositivi di protezione per le aziende che li vogliono produrre in Veneto. È stato avviato a tempo di record un progetto di supporto per le aziende che producono in Veneto per la certificazione rapida di dispositivi di protezione. Si chiama UNIT, l'acronimo scelto che sintetizza la sinergia fra università, imprese e territorio per azioni concrete a sostegno del mondo produttivo in tempo di emergenza coronavirus. E l'artefice dell'accordo è l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che da anni collabora con il corso di ingegneria della sicurezza dell'Università di Padova e che stamattina durante il consueto briefing a Marghera ha pubblicamente ringraziato per la disponibilità. L'obiettivo è raccordare i laboratori e le competenze dell'Ateneo con le risorse e progettualità delle aziende del territorio, di enti pubblici e privati. Si lavora su più fronti, dalla collaborazione con le aziende al supporto per la validazione tecnica di mascherine e di altri dispositivi, quali camici, calzari e altro ancora. A questa iniziativa, oltre a Università degli Studi di Padova, danno il loro contributo la Regione Veneto, ARPAV, Confindustria Veneto, Union Camere Veneto, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, INAIL e Istituto Superiore di Sanità. I report forniti dai laboratori, spiega Bottacin, saranno raccolti e verrà redatto un rapporto di sintesi che comprenderà i risultati completi, indicando la qualità e la rispondenza o meno dei materiali alle caratteristiche tecniche richieste dalla normativa e che potrà essere consegnato agli enti preposti come supporto all'autocertificazione. Tra i dispositivi da certificare anche quelli realizzati da Grafica Veneta per la Regione. Abbiamo raggiunto con la spedizione di ieri 4.195.320 mascherine che vanno a coprire l'85,5% della popolazione. È previsto l'arrivo di un ulteriore contingente questo pomeriggio che verrà distribuito domani e credo che se non arriviamo al 100% ci avviciniamo di molto. La Regione ha rifinanziato con 250.000 euro, 50.000 in più rispetto al 2019, il Fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo di danni causati dagli attacchi dei grandi predatori, lupi e orsi. La delibera sarà pubblicata domani nel bollettino ufficiale della Regione Veneto, assieme al report sulla presenza dei grandi carnivori in Veneto. Nel corso del 2019 le predazioni accertate da parte di lupi singoli o in branco sono state 198. I lupi presenti ormai in 4 province venete, Verona, Vicenza, Belluno e Treviso, hanno attaccato 159 aziende e causato la morte di 425 capi, il ferimento di 55 e la dispersione di 302 animali. Bene, è tutto. Adesso la nostra straordinaria prosegue, tra pochissimo, poi ci vediamo con
Ring alle 21:15, tutti gli approfondimenti, gli aggiornamenti come sempre fino alle 23. Adesso i vostri video e i messaggi con Andrà tutto bene. Andrà tutto bene! Ciao! Andrà tutto bene! Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Bentrovati al meteo. Il mese di marzo si conclude con un tempo sostanzialmente stabile, ma con un clima non ancora in linea con la stagione. Il dettaglio di martedì 31 marzo. Sul Veneto sarà asciutto su tutti i settori. Al mattino avremo ancora una nuvolosità residua, specie sui settori montuosi della nostra regione, più sole invece altrove, al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature stazionarie minime comprese tra -1 e 4 gradi, valori massimi invece tra 8 e 13 all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole prevalente e precipitazioni assenti, locali addensamenti ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 12 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, solo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime intorno allo 0, massime sugli 11-12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.